Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura un incidente sul lavoro avvenuto oggi in via Archimede a Ragusa, ferito un operaio di 47 anni che stava operando all'interno del cestello di un camion per effettuare la potatura di alcuni alberi. E ci spostiamo a Palermo, dove una lite è finita nel sangue. Un commerciante avrebbe colpito con un fendente un 42enne che è stato trasferito all'ospedale Villa Sofia. Ancora da chiarire, dinamica e movente. Scoperto un panificio della droga ad Acicatena, nel Catanese, arrestati i gestori, padre e figlio. Marijuana è stata trovata nella farina, inoltre è stato scoperto un furto di energia elettrica per un danno di oltre 100.000 euro, sequestrate anche alcune banconote false. Sgravi sulla Tari per i cittadini di Gela che decidono di adottare un cane, così è stata affrontata la problematica del randagismo durante un'assemblea al municipio. E in chiusura il meteo, anche per domani il sole la farà da padrone nell'isola. La protezione civile regionale non ha infatti diramato alcuna allerta meteo, le temperature si manterranno nella media stagionale. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.neusicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.